Beh, Vinitaly è una grande mostra, anche quest'anno questa mostra è la prima mostra al mondo dei vini, 52esima edizione, 4.300 espositori e soprattutto ricordiamo che tra i 150.000 visitatori il 40% sono stranieri. E il Veneto ovviamente fa la parte del leone, ha 52 denominazioni, dalla più grande denominazione del mondo che è il Prosecco con 540 milioni di bottiglie a tutta una serie di denominazioni che sono più o meno importanti da un punto di vista numerico, ma lo sono sicuramente in maniera strepitosa da un punto di vista di qualità. Pensiamo all'Amarone, pensiamo ad altre denominazioni che abbiamo in Veneto, non posso citarle tutte 52, ma cito l'ultima arrivata che è quella del Pinot Grigio. È una grande fiera in un grande Veneto, il Veneto che esporta 2 miliardi dei 6 miliardi di export nazionale. E ovviamente il Veneto ha una produzione di 8 milioni e mezzo di ettolitri e si pone oggi come la prima regione d'Italia per produzione di vini. La presenza brasiliana la definirei veneta perché sono tutti veneti, noi non percepiamo l'idea di avere dei brasiliani, percepiamo di avere dei veneti che tornano a casa per questa fiera e sono veneti che hanno portato la tradizione e la voglia di fare e i vini che noi conosciamo, per cui un in bocca al lupo anche a loro.